Mutamento del giudice e rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è stato questo il tema al centro del convegno che si è tenuto ieri sera a Nuoro nell'auditorium della Biblioteca Assata, un evento organizzato dalla Camera Penale di Nuoro, recentemente intitolata al penalista nuorese Antonio Busia. A fornire lo spunto per il simposio la recente sentenza Bairami pronunciata dalla sezione unita della Corte di Cassazione e le cui motivazioni sono state depositate il 10 ottobre scorso. Provvedimento che secondo la Camera Penale di Nuoro, presieduta dall'avvocato Salvatore Murru, in questo momento storico assume un importante significato politico, in quanto per la prima volta per via giurisprudenziale è stato mutato radicalmente un istituto fondamentale del processo accusatorio, così come introdotto dal Codice del 1988, posto a garanzia non solo del diritto di difesa dell'imputato, ma della correttezza e affidabilità della decisione del giudice. Al convegno sono intervenuti avvocati, magistrati e i parlamentari nuoresi, spesso nella doppia veste. La sentenza per la Camera Penale di Nuoro solleva delicati problemi di equilibrio tra i poteri dello Stato che concernono i limiti della potestà interpretativa della legge da parte della magistratura e il rispetto delle scelte politiche demandate esclusivamente al legislatore. Un tema di grande attualità, quello al centro del convegno, sottolineato la Camera Penale di Nuoro in sede di presentazione dell'evento, perché si inserisce in una fase politica del nostro Paese nella quale le garanzie fondamentali del giusto processo, consacrate dall'articolo 111 della Costituzione, sono sotto attacco, come quella della ragionevole durata del processo, vanificata dalla riforma Bonafede, entrata in vigore il 1° gennaio, che ha cancellato la prescrizione nei giudizi di appello e di Cassazione.